Autonomia del Veneto, alle 16 di oggi è iniziato ufficialmente il negoziato Regione-Governo per arrivare all'intesa. Il ministro Stefani si prende una settimana per valutare la proposta di legge delega sulle 23 materie. Zaia ottimista, vedo celerità, chiudiamo entro fine anno. Distrazione alla guida in A4 nel veronese, Marco Paolini indagato per lesioni gravissime dopo aver tamponato con la sua auto una vettura con a bordo 2 amiche, una è grave, l'attore è sotto shock, tutta colpa mia. Colpo di scena nella vicenda della coppia padovana accusata di aver negato la chemioterapia alla figlia, 18enne, poi morta. Madre e padre erano stati prosciolti ma la procura ha fatto ricorso, ora andranno a processo. È un 18enne in procinto di andare in seminario, il giovane che venerdì sera ha bloccato lo spacciatore in fuga a Treviso. Oggi il ringraziamento, ho agito d'istinto, i complimenti di Salvini. Continua la conta dei danni nei comuni flagellati dagli allagamenti, intanto la Regione attiva le procedure per la richiesta di stato d'emergenza. Vertice tra i sindaci. Antena 3 batte tutti i record ed è la prima televisione per ascolti TV in Veneto, una media impressionante, il 10% di share nelle fasce TG, investimenti in crescita, gradimento quadruplicato. E 110 lode, laurea a pieni voti in scienze naturali all'Università di Padova per Semi Basso, che ha discusso una tesi sulla nuova terapia di ingegneria genetica per la progerie, la malattia che lo affligge. Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque cominciamo dal tema dell'autonomia, lo avevamo anticipato. Oggi il vertice, questo pomeriggio a Roma, il via ufficiale al negoziato tra Regione e Governo per arrivare dunque all'intesa. Il ministro Stefani si prende una settimana per valutare la proposta di legge delega sulle 23 materie, così come vuole appunto il governatore del Veneto e appunto l'intera Regione. Per Zaia ancora ottimista, si spera di chiudere entro l'anno, vediamo. Io vedo celerità, vedo voglia di fare, del resto c'è un impegno con i cittadini da parte delle forze politiche che ci governano. Immagino che si possa entro fine anno chiudere la partita dell'intesa, perché la Costituzione prevede che ci sia la firma dell'intesa tra il governo e la regione, e noi siamo qui. Motore acceso, negoziato al via, autonomia all'orizzonte. Ministero per gli affari regionali, Roma, ore 16, al tavolo le delegazioni trattanti. Il governatore del Veneto Luca Zaia con il suo pool di esperti da una parte, il ministro veneto Erika Stefani dall'altra. È una giornata fondamentale perché oggi abbiamo presentato ovviamente la legge delega per la sottoscrizione poi di quello che sarà l'intesa. Intesa per noi vuol dire applicazione dei dettami della Costituzione che prevede la firma di un'intesa tra governo e regione e quindi l'ottenimento per la regione del Veneto, qualora si firmasse, delle 23 materie e delle rispettive risorse. Stiamo facendo sul serio, ribadisce Zaia, abbiamo il mandato di oltre 2 milioni di veneti che hanno votato un referendum. Adesso i tempi. Adesso il Ministro si è preso del tempo, immagino che basterà una settimana, 10 giorni per valutare le diverse proposte. C'è una proposta c'è una proposta Calderoli e c'è questa proposta, non so se ce ne siano altre, a noi va bene, l'importante è che ci dicano quali sono i tempi, quali saranno i tempi e che ovviamente sia garantito che siano risorse e le 23 materie come previsto dalla Costituzione. Si chiude entro fine anno, dice ottimista Zaia, intanto la corsa del bolide è partita aprendo scenari nuovi. Si ridisegna l'ossatura di un paese, perché se tutte le regioni avessero, come c'è scritto in Costituzione, l'autonomia prevista dalla Costituzione, il nostro paese diventerebbe di fatto uno Stato federale. E nel frattempo, sempre a Roma, Zaia ha incontrato il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura di punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria. In precedenza Zaia aveva inviato al Ministero una dettagliata lettera nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le rispettive peculiarità territoriali e sottolinea che appare evidente la necessità di garantire la specificità di questi territori. Sullo stesso tema oggi l'incontro della deputata padovana, vedete, la Lega, Arianna Lazzarini, insieme ai 3 sindaci di Adria, Valdagno e Piove di Sacco e al sottosegretario alla Salute Maurizio Fugatti. Un colloquio fattivo, ha definito Lazzarini. Quanto sta accadendo è conseguenza del decreto legge Lorenzino, ora si sta cercando una soluzione che salvaguardi in primis la sicurezza delle partorienti e poi i servizi territoriali. Per la cronaca adesso il gravissimo incidente lungo la A4 a Verona, la Volvo guidata dal famoso regista bellunese Marco Paolini che ha tamponato violentemente una Fiat 500 con a bordo 2 amiche, la piccola utilitaria è letteralmente volata
sulla tangenziale vicina. Gravissima una delle donne che sta lottando tra la vita e la morte. Uno schianto violentissimo. La Volvo guidata dal regista Marco Paolini ad un tratto ha tamponato la 500 sulla quale viaggiavano due amiche di 52 e 53 anni. Il grave incidente è avvenuto sull'autostrada A4 tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. La piccola utilitaria è letteralmente volata sopra la barriera che delimita le due carreggiate, finendo sulla tangenziale ovest. In quel momento non transitava nessun veicolo lungo quella strada. La macchina si è ribaltata su un lato, le due donne sono rimaste incastrate e c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere due amiche. La conducente è rimasta leggermente ferita, in gravissime condizioni invece la donna che si trovava sul lato del passeggero, rianimata sul posto dai sanitari di Verona Emergenza, è stata portata in ospedale dove sta combattendo tra la vita e la morte. Marco Paolini, sconvolto dopo essere stato ascoltato dalla polizia, è stato portato in pronto soccorso per degli accertamenti. La dinamica del grave incidente ora al vaglio della Polstrada, non è escluso che possa trattarsi di una distrazione dell'attore. Paolini è ora indagato per lesioni gravissime. È stata colpa mia, ha detto Paolini una volta uscito dalla caserma, mi sono distratto e ho colpito l'auto. Sconvolto e ancora sotto shock è stato raggiunto dalla moglie del fratello. Mi dispiace molto, soprattutto perché so di aver provocato molto dolore. Non so le condizioni della signora, ma come ho assicurato alla conducente, noi saremo loro molto vicini. L'incidente ha causato chilometri di code e traffico praticamente paralizzato sia in autostrada che in tangenziale. Dopo alcune ore la viabilità è tornata regolare. Ricorderete il caso di Eleonora Bottaro, la giovane malata di leucemia per la quale i genitori non vollero l'utilizzo della chemioterapia. Prosciolti, adesso la procura ha fatto ricorso e andranno a processo. Sarà uno dei primi casi in Italia di genitori a processo con l'accusa di avere negato cure salvavita a un figlio. Lino e Rita Bottaro, genitori di Eleonora, la studentessa di Bagnoli di Sopra morta di leucemia il 29 agosto 2016 a 18 anni, avevano rifiutato le terapie tradizionali per la figlia, malata dal Natale 2015, e ne firmarono le dimissioni dall'azienda ospedaliera di Padova, convincendola che la chemioterapia fosse nociva. La portarono in una clinica svizzera dove fu trattata con cortisone e vitamina C, purtroppo inutili. Finiranno a processo il 25 ottobre davanti al giudice monocratico di Padova per rispondere di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. La coppia, già privata della patria potestà, il 30 novembre 2017 era stata prosciolta dal giudice per le indagini preliminari Mariella Fino perché il fatto non costituiva reato. Ma il 5 aprile scorso la Procura di Padova aveva presentato richiesta d'appello alla Corte di Venezia, che ha accolto le motivazioni dei giudici inquirenti. Ha un nome e cognome il giovane, lo ricorderete forse, che venerdì ha placcato di fatto un presunto pusher in fuga a Treviso, è un seminarista. Oggi il sindaco di Treviso Mario Conte lo ha incontrato e premiato insieme agli agenti di polizia locale. Sono arrivati i complimenti anche del ministro Salvini. Spacciatore nigeriano scappa tra la folla a Treviso, un ragazzo lo placca senza pensarci un attimo e ne permette l'arresto. Eccezionale, coraggio e senso civico, questi sono i giovani che restituiscono a tutti sorriso e ottimismo. Il post del ministro dell'Interno Matteo Salvini trasforma in caso nazionale l'episodio dello spacciatore nigeriano arrestato in stazione venerdì sera dalla polizia locale grazie al coraggio di un giovane pendolare. E lo fa nel giorno in cui il ragazzo ha finalmente un nome, un cognome e una storia, il giorno in cui il sindaco Mario Conte lo ha incontrato e premiato insieme agli agenti che hanno portato a termine l'operazione. Complimenti anche dal governatore Luca Zaia, che ha definito impressionante il video diffuso da Conte, aggiungendo ce ne fossero di cittadini così. Eppure lui, Lorenzo Pecoraro, studente trevigiano di 18 anni, seminarista, diplomato a Riccati, con un futuro forse da sacerdote, non si sente affatto un eroe. Non è che io abbia pensato tanto, cioè è venuto tutto d'istinto e mi sono messo in mezzo solo, non è che abbia fatto un gesto così tanto eclatante, però sono contento che abbia avuto tutta questa risonanza, però sì, non è che ci abbia pensato a chi fosse, se era armato, se sì, ho tutte le probabili variabili, mi sono solo messo in mezzo e questo è stato. Dopo il placcaggio se n'è andato come se nulla fosse, tanto che il sindaco aveva lanciato un appello pubblico affinché si facesse avanti per ringraziarlo. Mi ha portato mio papà il giornale a casa e mi ha detto vai, presentati perché sennò qua non ti do più da mangiare, e allora sì.
Sono venuto. Sono veramente orgoglioso di accoglierlo qui in municipio per dare un semplice riconoscimento che non potrà mai ripagare il grande gesto, però crediamo che la comunità debba essere riconoscente nei suoi confronti, anche perché lui debba essere d'esempio per tutti i cittadini che devono mettersi sempre a disposizione e a supporto delle forze dell'ordine che fanno ogni giorno un lavoro straordinario. E un grazie è arrivato dagli stessi agenti che Lorenzo ha aiutato e dal loro comandante. Capita spesso che ci sia questo genere di aiuto da parte dei cittadini? No, è rarissimo, difatti lo ringraziamo di questo perché è raro e appunto è stato veramente un gesto esemplare. È un bellissimo esempio per le giovani generazioni e non solamente per le giovani generazioni ma per tutti noi cittadini che dobbiamo avere un grande senso civico, un rispetto per la nostra comunità. Lo rifaresti? Beh sì. E lo Stato c'è, non smette di dimostrarlo dopo il blitz dei giorni scorsi via San Michele a Mestre. Continuano adesso i controlli nei negozi locali del Quadrilatero che hanno portato a numeri notevoli per quanto riguarda i sequestri e le curiosità, definiamoli così, dell'inchiesta. I dettagli. Con l'obiettivo di dare prosecuzione del senso di sicurezza ai cittadini, a una settimana dal blitz che ha portato all'arresto di 30 persone accusate di associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, l'operazione San Michele è continuata sotto altre forme. Si è dato il via ad una operazione di alto impatto di tipo amministrativo per andare sotto il punto di vista di polizia amministrativa intesa in senso ampio ad accertare proprio la regolarità o meno dello svolgimento di attività sia esse di esercizi pubblici che di esercizi commerciali, quindi sia bar, ristoranti, alberghi, ma anche mini market, negozi di vario genere, centri benessere, proprio per vedere se lo svolgimento di queste attività, che hanno in fondo comunque un interesse di tipo pubblicistico, siano svolte nel pieno rispetto delle regole. Così, mentre le forze dell'ordine pattugliavano il Quadrilatero del quartiere Piave, una squadra interforze tra Polizia di Stato, ULS 3, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale e Vigili del Fuoco ha controllato 21 attività, tra cui 11 esercizi pubblici e 10 commerciali. 3 sono state sospese per un mese. Abbiamo ispezionato 17 aziende in 3 giorni, sono stati impiegati 6 ispettori sia di mattina che di pomeriggio e di queste 17 aziende 9 sono risultate irregolari. Stiamo poi vagliando le irregolarità, per cui è necessario anche avere un'istruttoria ispettiva su tutti i rapporti di lavoro che abbiamo e stanno analizzando gli ispettori. Abbiamo sospeso un'attività perché diciamo la forza irregolare, quindi dei lavoratori in nero, era pari, superiore al 20% dei lavoratori trovati all'atto dell'accesso ispettivo. Tra i risultati più eclatanti il sequestro di 200 kg di alimenti tra carne e pesce in un locale. Il titolare non è riuscito a dimostrarne la provenienza. In totale sono stati notificati 20 verbali di accertamento di violazioni, sia di natura amministrativa che penale, e 17 diffide amministrative. La polizia locale ha notificato 4 verbali. Ad attirare l'attenzione dei vigili del fuoco, infine, sono stati il rispetto delle normative antincendio e la sicurezza sui luoghi di lavoro. I vigili del fuoco hanno partecipato al controllo di 19 realtà su 21. In 8 sono state riscontrate irregolarità. Ci stiamo estendendo anche in zone limitrofe, lì proprio per andare a fare il focus su tutte quelle irregolarità che andiamo man mano ad accertare, però devo anche sottolineare che non sempre abbiamo trovato irregolarità, ma anche comunque attività commerciali che si svolgono regolarmente nel pieno della legalità. E questo comunque è l'obiettivo, di andare a focalizzare quanto c'è da regolarizzare, quanto appunto non va bene. E poi non dimentichiamo il nubifragio delle scorse ore nella Pedemontana, Treviso, continua la conta dei danni, intanto la Regione ha avviato gli incartamenti per la richiesta di stato di emergenza e venerdì ci sarà un vertice tra i sindaci. È un disastro. I danni ci sono stati e quindi dalle prime ore si è attivata subito dopo i primi soccorsi anche tutta la procedura per la richiesta dello stato di emergenza, quindi la Regione ha chiesto ai comuni di inviare appunto le note che devono essere predisposte allo scopo e in queste ore stiamo predisponendo la richiesta dello stato di emergenza da inoltrare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è la procedura che viene eseguita normalmente quando ci sono questo tipo di eventi.
L'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini assicura che la regione si è già attivata. Quella notte, ha spiegato, sono rimasto nelle zone colpite fino a tarda notte assieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Ora ogni sindaco dovrà fare un rapporto quantificando i danni e poi spedirlo. Una nottata d'inferno per i comuni dell'Asolano. Le aree più colpite sono state Cornuda, Bonfumo, Maser, Cairano San Marco, Pederoba. Un fiume di acqua e fango che ha letteralmente invaso case, strade, sommerso campi. Si calcola che in un'ora siano caduti 100 mm d'acqua, un'enormità, dice il presidente del consorzio Brentella Giuseppe Romano, che sottolinea come i danni, seppur ingenti, siano stati comunque limitati grazie ai bacini di laminazione. Ed oggi, dopo aver spalato il fango ed aver tentato di salvare il salvabile, la conta dei danni parla di oltre 1 milione di euro. Intanto i sindaci dei comuni colpiti si stanno mettendo d'accordo per incontrarsi e fare il punto della situazione. Insieme chiederanno lo stato di calamità naturale, incontro che è stato fissato per venerdì mattina. Solo Cornuda, ha spiegato il sindaco Claudio Sartor, ha subito danni per 400.000 euro. Gli altri comuni stanno invece verificando. Ora ogni amministrazione pubblicherà la richiesta ai propri cittadini di fornire i dati dei propri danni. Intanto si pensa anche al futuro. Il fatto è che sono cambiate le condizioni climatiche e che sempre più bisognerà fare i conti con grandi quantità di precipitazioni in poco tempo. Ecco perché già si pensa all'individuazione di nuovi microbacini di laminazione capaci di assorbire in poco tempo e in diversi punti del territorio tutti insieme grandi quantità d'acqua, aree che ora gli stessi sindaci dovranno individuare per evitare che danni simili abbiano da ripetersi. È arrivata la conferma, poco fa appunto il Presidente Zaia ha firmato i decreti con i quali viene dichiarato lo stato di crisi. Cito i comuni, Piacenza d'Adige, Villanova a Padova, Villanova del Ghebbo, Lendinara, Fatta-Polesine, Trecenta e Costa di Rovigo, Maser, Cornuda, Monfumo, Crocetta del Montello, Cairano San Marco, Treviso, Sorgà a Verona. Prima udienza del processo d'appello per la morte di Isabella Noventa. La speranza della famiglia è sempre quella, sapere qualcosa, dove sia il corpo. Quello che interessa alla famiglia di Isabella Noventa è arrivare possibilmente a trovare il corpo della povera congiunta che mai è stato reperito e trovato. E questa è la speranza con la quale la famiglia Noventa, per bocca del suo legale, affronta il processo di secondo grado per la morte di Isabella, processo appena iniziato nell'aula bunker di Mestre. Poco più di un anno fa il Tribunale di Padova ha condannato in primo grado i fratelli Freddi e Deborah Sorgato a 30 anni di carcere e Emanuela Cacco a 16 anni e 10 mesi. Ma la richiesta, soprattutto dalla parte della madre 86enne di Isabella, Ofelia Rampazzo, è una. È la cosa fondamentale sulla quale ho sempre insistito come patrono di parte civile e insisterò anche nelle mie conclusioni davanti alla Corte d'Assise Appello, cioè avere delle indicazioni precise, perché indicazioni da parte di Freddi e Deborah non ne abbiamo mai avute. Freddi ha detto l'ho gettata qui, ha indicato un tratto del fiume Brenta a Noventa Padovana, però lì, nonostante le ricerche che sono state molto attente, molto accurate, hanno portato anche alla morte di un poliziotto Sanarico, nonostante queste ricerche molto accurate il corpo non è stato più trovato. Restiamo nel Padovano, prende sempre più corpo l'ipotesi dello scambio di persona dietro l'attentato al giornalista Ario Gervasutti. Se era un'intimidazione, un messaggio, hanno sbagliato comunque indirizzo. Io mi ostino a credere che abbiano effettivamente sbagliato indirizzo, hanno scambiato questa casa per un'altra o mi abbiano scambiato per qualcun altro. Se così non è, comunque sia hanno sbagliato indirizzo, perché la mia vita professionale non cambia di una virgola di fronte a questa o altre minacce. L'aveva sostenuto fin dall'inizio Ario Gervasutti. Quei colpi che hanno squarciato la notte tra domenica e lunedì non erano per lui e la sua famiglia. Potrebbe essere infatti un clamoroso scambio di persona quello che ha portato all'attentato. Gli inquirenti stanno cercando di capire se lì vicino risieda qualcuno con un passato nella malavita organizzata, un pentito che potrebbe abitare in zona Chiesa Nuova. Gli investigatori hanno scandagliato anche le telecamere presenti nei dintorni, ma la pioggia che ha colpito la città quella notte ha reso le immagini di difficile interpretazione. Intanto Gervasutti è tornato al suo lavoro e appare sereno e convinto dello scambio di persona.
Ci fermiamo qualche istante e poi parleremo di Noi e Voi, cioè Antena 3. Domenica. Telegiornale del Veneto, torniamo in diretta. Ha commosso il web la storia della lettera scritta a mano da un turista americano, eccola, borseggiato da un ladro a Venezia e che una volta recatosi alla polizia ha lasciato il messaggio chiedendo di diffonderlo. Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie, sono malato di cancro e sto per morire, ha scritto l'uomo rivolgendosi al ladro. So che probabilmente non leggerai questo testo e non te ne importerà neanche nulla, mi hai lasciato senza soldi e senza carta di credito, immagina anche solo per un istante quello che questo causa alla tua vittima. Ho pregato per perdonarti e prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti. Ti perdono, firmato Michael Veli. Ora un momento, lo dicevamo, che dedichiamo a voi e a noi. Antena 3 in questi mesi ha registrato un successo di pubblico sempre crescente, travolgente. Ora è ufficialmente la prima televisione per ascolti TV in tutto il nord-est, registrando una media di share del 10% nelle fasce dei telegiornali. Antena 3 è da record assoluto, la nostra emittente ormai saldamente prima per ascolti TV in tutto il Veneto, registrando successi crescenti anche in Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quello superato a giugno 2018 è infatti un traguardo che conferma il trend dell'ultimo anno, consacrando il primo posto assoluto della nostra emittente. Così il nuovo marchio del Leone, Media Nord-Est, è il primo gruppo editoriale per ascolti certificati Auditel in tutto il nord-est. Buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3 come ogni lunedì puntuali. È travolgente la crescita registrata dall'emittente di San Biagio di Callalta, al centro di un imponente piano di rilancio e investimenti messi in campo dal momento dell'acquisizione nel dicembre del 2017. L'autorevolezza dell'informazione, l'aumento del numero di ore di programmi in diretta con il pubblico, nuovi format, volti e approfondimenti hanno consentito in pochi mesi di quadruplicare l'affetto del pubblico e un aumento del 40% dei dati d'ascolto dell'intero giorno. Leader assoluti nelle fasce dei telegiornali che registrano giornalmente uno share medio del 10%, battendo sul territorio anche molte reti nazionali. Dalla mattina alla sera Antena 3 al fianco del proprio pubblico, dettando l'agenda dei temi, assecondando i bisogni e le richieste di telespettatori sempre più esigenti. Antena 3 è riuscita in pochi mesi a calamitare crescenti investimenti pubblicitari. Il ritorno di programmi storici come La Voce del Mattino, la nascita di nuovi format, 20 e 10 e Ring, hanno prodotto un costante successo di pubblico. Le maratone elettorali, gli approfondimenti di ore 13 o agricoltura sono ormai un appuntamento fisso nel panorama dell'informazione di cui andiamo orgogliosi. Il nostro grazie a voi che premiate il nostro lavoro ogni giorno, consentendo ad Antena 3 di essere la prima TV del Veneto. E un grazie a una squadra straordinaria, quella di Media Nord-Est. Adesso un ragazzo speciale, Sammy Basso, che si laurea con 110 lode. Mi sono laureato e insomma non pensavo di essere così agitato, però. Sammy Basso si è laureato col massimo dei voti in scienze naturali. All'Università di Padova ha discusso una tesi interamente scritta in inglese su una nuova terapia di ingegneria genetica per la progeria, una malattia rarissima. Nel mondo si contano circa 70 casi, in Italia 5. Progeria è la mia malattia, poi io l'ho vista ovviamente come, in questo caso, come uno studente, come uno scienziato, dunque completamente scevro da ogni emotività. Però comunque è da 20 anni che sento i ricercatori parlare di progeria, presentare i loro studi. Questa è la prima volta che presento uno studio al quale ho collaborato, dunque l'emozione in questo senso è fortissima. I genitori di Sammy, Laura e Amerigo, hanno fondato nel 2005 l'associazione italiana Progeria. Ora, per Sammy, arriva l'opportunità di affrontare la malattia da ricercatore. Il lavoro da fare è tantissimo, però siamo a un punto di svolta. Sicuramente 20 anni fa non avremmo mai pensato che oggigiorno saremmo arrivati a questo punto. Sono tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati in queste ore. Ci sono persone, ha scritto in un comunicato l'Università di Padova, che con le loro azioni sono da esempio per migliaia di donne e di uomini. E questo è il caso di Sammy Basso. Come tutti quanti ho i miei punti di forza, ho molti punti di debolezza. Ecco, in questo caso una cosa che non sarei riuscito a fare è proprio seguire le lezioni. Io sono riuscito a seguire le lezioni da casa perché non riuscivo a venire
all'università tutti i giorni sarebbe stato troppo stancante fisicamente e tantissime persone sono adoperate per poter fare un collegamento streaming in modo che io potessi raggiungere questo traguardo. E questa è una cosa che non avrei potuto fare, però grazie all'aiuto di tanta gente l'ho fatta. Adesso quali sono i programmi per il futuro? Personalmente un po' di riposo e poi continuare lo studio per diventare un ricercatore. Adesso resta il tempo di ricordarvi che c'è 20:10, come sempre sull'attualità. Questa sera incontreremo Cinzia Ricciardi, che è comandante della Polizia Stradale del Veneto. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, precipitazioni del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 luglio. Sul Veneto pressione in ulteriore aumento a garanzia di una bella giornata su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al più con presenza di poche nubi sparse. Temperature piuttosto calde con minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato ovunque, non sono attese piogge. Clima caldo con temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, dove sarà ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche innocuo addensamento sui settori alpini di confine. Temperature piuttosto calde con minime comprese tra 16 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 34 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!